Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon giovedì 7 di gennaio, iniziamo sempre nel nostro consueto modo. Grazie 263.151 volte, grazie sempre, grazie ancora. E siamo qui oggi 7 di gennaio, abbiamo lasciato alle spalle questa epifania che porta via le feste e quindi un nuovo anno, buon 2021 con Io Compro Siciliano. Siamo felici, sempre tante novità, sapete che proprio negli ultimi giorni dell'anno precedente, di questo 2020 che ci lasciamo alle spalle, è arrivato all'interno della casa di Io Compro Siciliano un simbolo per noi veramente tanto importante che è il Gogol. Infatti Io Compro Siciliano, i due founder manager, il dottor Mauricio e il dottor Giorgiani, ambasciatori del sorriso insieme a tutti voi, insieme ai 263.151 amici che condividono ogni giorno ormai in questi 9 mesi quelli che sono i nostri progetti, che ormai non sono più progetti, perché lo diciamo sempre, Io Compro Siciliano ormai è una realtà, anche una realtà imprenditoriale bella, importante. Abbiamo veramente un anno stracolmo di appuntamenti. E a proposito di appuntamenti, non poteva mancare l'appuntamento del giovedì e del venerdì. Questa settimana partiremo con l'appuntamento oggi, la rubrica del Chiedimi pure, a cura del dottor Davide Morici. Sapete, parliamo sempre di cultura, parliamo di turismo, parliamo di innovazione. Al venerdì invece c'è l'appuntamento internazionale con il dottor Giorgiani, appuntamento che ripartirà con la rubrica prossima settimana. Domani infatti avremo una replica di quella che è stata l'appuntamento internazionale con i nostri partner internazionali, Cina, Australia, USA, Moldova, insomma una puntata da seguire seppure in replica. E vi ricordo ancora quello che è il palinsesto di Io Compro Siciliano. Sapete che è arrivata una grande presentatrice che conduce il nostro pomeriggio special tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 ed è Cristina Ruffino, quindi vi invito questo pomeriggio, così come tutti i pomeriggi, a seguirla con tante rubriche che saranno interessanti da seguire. Ancora vi ricordo, oggi è giovedì e quindi esatto, l'appuntamento Sicily on Air con Vincenzo Canzone. Oggi tra l'altro abbiamo degli ospiti straordinari, tante per nominarne qualcuna. Abbiamo Anna Bonomolo e ancora abbiamo Vincenzo Di Canzo, insomma una puntata da non perdere. E vi ricordo ancora al sabato, sempre inserito all'interno del palinsesto e quindi dei format di Io Compro Siciliano, abbiamo Io Compro Siciliano Chef con la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, Alessia Smile and Food. Quindi tanti appuntamenti da seguire, così come l'appuntamento di oggi. Oggi avremo con noi un ospite specialissimo. Lui è Vincenzo Montanelli, con lui parleremo di cultura, di innovazione, di eventi e quindi rimanete con noi, ma adesso siamo proprio pronti. Andiamo con la sigla del Chiedimi pure. Signore e signori, al giovedì la rubrica del Chiedimi pure è a cura del dottor Davide Morici. Ciao Katiuska, buongiorno, Ciao buongiorno Davide, a tutti. buon anno, buon 2021. Buon 2021 che parte con i grandi propositi perché dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sin dall'inizio l'abbiamo detto, camminiamo velocemente, quindi noi siamo assolutamente ottimisti, abbiamo diffuso tanto ottimismo e il Gogol anche è uno degli esempi di questo premio che abbiamo ricevuto. E siamo veramente tanto felici. Abbiamo iniziato questo anno con il nostro appuntamento dell'1 di gennaio, lo abbiamo voluto fare condividendo la musica
condividendo un evento, un'intervista evento, è stato questa partecipazione a questo Gran Galà di Italian Opera Taormina. È stato un bel modo, sicuramente l'innovazione. Beh, l'innovazione, Davide, sin dall'inizio si è parlato di innovazione in quello che era il nostro, sin dal primo giorno, questo voler trasmettere un nuovo modo di concepire anche la cultura, perché si investe in cultura e devo dire oggi più che mai funziona il modo anche alternativo, nuovo, che forse stravolge anche un po' i canoni a cui siamo abituati, però questo è accaduto in questi mesi e mi piacerebbe proprio parlare di questo. Gli eventi oggi come vengono concepiti? Ma noi siamo un esempio di, chiamiamolo evento, che è nato ad aprile dell'anno scorso, l'8 aprile, l'abbiamo ricordato più volte, e da un evento che è nato sui social, dove sappiamo bene la forza, la grande presenza, l'impatto mediatico che hanno i social oggi nelle nostre società, nella nostra vita quotidiana, nel nostro vivere professionale e nella nostra vita privata. E proprio per questo grande impatto, di conseguenza nasce una grande responsabilità anche dell'uso che se ne fa. Noi sin dal primo momento abbiamo detto che il nostro è un progetto imprenditoriale, quindi il social, il fenomeno social deve servire da trade union, da tramite, da veicolo affinché un messaggio, che è un messaggio intanto sociale di supportare l'azienda locale, il prodotto a chilometro zero, il prodotto vicino a noi, è il prodotto che non è inteso solo come enogastronomico o agroalimentare, ma prodotto a 360 gradi. E in questo caso parliamo della nostra terra, della Sicilia, quindi il prodotto Sicilia. Proprio per questo l'abbiamo sempre detto dall'inizio che dobbiamo supportarlo, l'abbiamo mandato avanti come messaggio, abbiamo costruito una benefit, una società e quindi un progetto imprenditoriale anche da tutti i punti di vista sopra quello che sono i social. Quindi i social, proprio per il grande impatto, devono essere sinonimo di responsabilità, perché quello che succede nei social, e lo abbiamo visto proprio da qualche giorno, per non dire ieri, quello che viene mandato a livello internazionale, tramandato, viene veicolato attraverso un messaggio, un post. Vedo, caso vuole, vicino a te una bellissima frase che è be the change, che significa essere cambiamento. Ecco, un post messo che rappresenta già un evento, il post stesso, cioè dipende chi lo mette o come viene messo, crea degli indotti positivi o a volte anche negativi. Ma tornando agli eventi, proprio eventi intesi come innovazione, cioè il problema del coronavirus che viviamo, che conviviamo e con cui conviviamo, ci ha sicuramente spinti a innovarci e ci ha anche fatto rendere conto che forse non eravamo tanto innovativi, non lo siamo stati, non abbiamo investito tanto in innovazione. Di necessità virtù, questo ha fatto sì che abbiamo investito in tutto quello che è il fenomeno Facebook oppure in generale social a 360 gradi. Io Compro Siciliano ha creato eventi, ha creato sin dal primo momento momenti, la web TV, momenti di comunicazione, ha creato fenomeni di comunicazione affinché questi messaggi e questa condivisione e la presenza di quel prodotto che deve essere promosso fosse marcata all'interno dei nostri format. Ne abbiamo 4 in palinsesto e sempre più ne usciranno. Palinsesto format che hanno dato voce a imprenditori, hanno dato voce a imprese. E tutto questo ha fatto sì che diventasse un unico evento Io Compro Siciliano. Oggi quando si parla di Io Compro Siciliano si parla di identità, la gente ci vuole, gli imprenditori ci vogliono, gli organizzatori ci vogliono perché ci vogliono per la presenza, per la forza del brand, per la forza del messaggio, come può essere quello che dicevo prima, il video change, quindi un po' essere cambiamento, che è bellissima questa frase. Prova ne è per tirarne una, per uscirne una tra tante, quello che è successo a Piazza Armerina, che ha creato un inizio in estate col Palio dei Normanni, che abbiamo gestito a 360 gradi, quindi da quello che è proprio la regia di un evento proprio storico, che è la regia di
di un evento teatrale, dello spettacolo che è stato messo in piedi per la prima volta, è stato teatralizzato il Palio dei Normanni con la regia Gisella Calì, a quello che è stata anche la comunicazione abbinata a un territorio, cioè abbiamo dato voce a un territorio, agli abitanti, all'identità, ma tu l'identità la trasmetti attraverso la storia, quello storytelling che nasce proprio dalla pietra, da come è stata messa quella pietra, da chi l'ha messa, dall'artigiano che l'ha messa, fino a quando poi la realtà dei eventi la promuove. Quindi Palio dei Normanni è uno degli esempi massimi ad oggi che di fiducia e di fatto anche di, di promozione di un territorio, di promozione di un messaggio e che si è anche confermato con alcune attività che abbiamo curato in questo periodo natalizio con la nostra presenza, che è stata anche l'inaugurazione del presepe medievale e nonché anche la promozione di quello che è stato un video che ha avuto tantissime visualizzazioni, promosso proprio dall'assessorato, senza botti, promosso, di cui, caso vuole, tu stessa hai dato il tuo contributo e il tuo volto. Quindi i social e gli eventi oggi diventano tramite, ma di fatto sui social dobbiamo costruire eventi. E sempre più innovazione abbiamo inserito all'interno del 2021 per quanto riguarda Io Compro Siciliano, che ci porterà a raccontare attraverso eventi, attraverso i nostri social, attraverso i nostri mezzi di comunicazione e tante partnership che stiamo curando e che stiamo anche definendo, ci porterà a portare avanti il messaggio di Io Compro Siciliano per promuovere la Sicilia nel mondo sotto forma di prodotto e il mondo in Sicilia sotto forma di identità e turismo. Raccontare la Sicilia quindi in chiave assolutamente moderna, assolutamente innovativa, questo sarà veramente poi l'elemento di svolta, ed è stato l'elemento di svolta, devo dire, in questi mesi. Oggi siamo 200, oltre 263.000 e siamo felici di continuare a pensare, a immaginare, non fermarci soprattutto e immaginare, seppur con una veste differente, dei grandi eventi di Io Compro Siciliano. Proprio la scorsa volta, e domani tra l'altro manderemo proprio in replica questa puntata legata ai nostri partner internazionali, c'è stato proprio questo, il fatto di voler organizzare, e ci sono tante cose che presenteremo nell'arco di questi mesi, appunto con una chiave assolutamente differente. Ma devo dire, c'è stato, Davide, in questi mesi anche chi non si è fermato come noi davanti agli eventi, e sempre con quella chiave innovativa, direi. Sì, perché l'ospite di oggi ci parlerà un po' di quello che è il suo organizzare gli eventi, in tutto quello che riguarda la cultura, territorio, ambiente, turismo, spettacolo, la direzione anche di eventi. Devo dire, l'ospite di oggi, Davide, è un comune amico, lo si conosce veramente da tantissimi anni e per me oggi intervistarlo e averlo con noi ospite è veramente un grandissimo piacere, perché oltre che un grandissimo professionista è soprattutto un grande amico. Signore e signori, abbiamo con noi Vincenzo Montanelli. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, sentiamo benissimo, benvenuto Vincenzo. Ciao Vincenzo. Intanto saluti a voi, saluti a Katiuska, un calorosissimo abbraccio a Davide che mi ha voluto in questa intervista, che ricambio l'affetto con cui voi mi presentate ed è lo stesso affetto ricambio a voi, a chi ci ascolta in questo momento, non sapendo che Katiuska Falbo è una veterana chiaramente dello schermo, no? E della presentazione. Ci legano con Katiuska anni precedenti di iniziative che abbiamo svolto insieme con grande successo e con grande stima reciproca, abbiamo sempre portato avanti, quindi il connubio con Davide non può solo che essere vincente, per cui siete due mostri, diciamo, di questo settore. Poi quindi grazie a voi per avermi invitato. Sicuramente l'innovazione è parte integrante delle nostre attività. C'era un detto che dice innova chi cresce, o cresce chi innova, cambiando il senso, il contenuto non cambia. Il punto che Katiuska è che oggi di necessità si fa virtù, in un momento di grande crisi che nessuno ci aspettavamo, perché proprio lo scorso anno in questo periodo si ipotizzava qualcosa del genere, ma nessuno ci avrebbe detto che avremmo affrontato un 2020
per il nostro settore veramente così difficile. Oggi magari abbiamo un'esperienza in più, un anno che ci siamo lasciati alle spalle, nel 2020, che ci ha insegnato molto, e probabilmente oggi affronteremo il 2021 con un'identità diversa. Io compro siciliano, come gli eventi che io organizzo, che io curo, che io ho la possibilità di dirigere. Scusa un attimo. È volato forse il telefonino. Sì, vediamo. Ok, sì, perché sono in macchina e volevo che nessuno mi disturbasse, e quindi sono rimasto chiuso in macchina con una temperatura di 19 gradi, non vi dico, vabbè, ma tanto non dimagrisco lo stesso. Il punto è che chiaramente abbiamo dovuto reinventare quello che è un sistema degli eventi, evitando di creare gli assembramenti, secondo l'ultimo DPCM, che ormai questi DPCM me ne fanno uno ogni settimana. E comunque la parola chiave è non creare assembramenti. Ci siamo innovati creando questo nuovo evento, che è quello del video mapping, che va in streaming, che sembra una interlocuzione fredda. Katiuska e Davide, sapete bene che noi tutti e tre insieme siamo abituati e siamo cresciuti organizzando gli eventi, avendo un contatto diretto col pubblico, con i nostri utenti, con i nostri fornitori, con i nostri amici, con chi ci ha sempre seguito. Avere un distacco così lontano dallo schermo, anche attraverso questa intervista, diciamo che ormai ti è quasi affezionato, cioè hai trovato un nuovo sistema di comunicare, cosa che prima non pensavi neppure. Oggi siamo inventati questo video mapping attraverso il streaming, che prima abbiamo fatto con Santa Caterina d'Alessandria, è andato in onda lo scorso anno, e proprio a dicembre 2019 è andata abbastanza bene, e adesso l'abbiamo fatto con la Basilica di San Francesco d'Assisi, e esportare i nostri beni culturali. Davide poco fa parlava della genesi, parlava della cultura, parlava di come esportare. Il nostro obiettivo, Davide, quello tuo, quello di Katiuska, quello mio, quello di chi ti sta accanto, è quello di far conoscere questa Sicilia in qualunque modo, attraverso il settore gastronomico, alimentare, la cultura. Noi potremmo vivere di turismo, potremmo vivere di cultura, lo diciamo sempre. Però quello è una cosa che ho imparato in questi ultimi, soprattutto 12 mesi, è che l'unione sicuramente ci ha fatto, in questo momento di crisi, viaggia su un binario parallelo. L'altro è una minaccia, di riuscire a realizzare gli eventi, di riuscire a realizzare chiaramente di poter pagare i fornitori, di mettere insieme quell'insieme di persone, come l'ultimo festino che ho gestito nel 2019, dove abbiamo parlato di oltre 500.000 di persone. Però aspetta, Dall'altro no, però Vincenzo, aspetta perché ti fermo, perché mi piacerebbe in questi passaggi dove tu stai andando velocemente, invece mi piacerebbe proprio che ci soffermassimo man mano, perché vorrei condividere con il pubblico quello che Vincenzo Montanelli con VM Agency Group organizza ormai da tantissimi anni, sono veramente oltre un ventennio di organizzazione, c'è veramente tanto da raccontare. Mi piacerebbe che il nostro regista Paolo Gatto, che ringrazio come sempre, così come la redazione tutta con la nostra splendida Marzia Monreale, ci mandasse uno di questi contributi video da condividere con il popolo di Io Compro Siciliano. Guardiamo.
Meraviglia, meraviglia, c'è veramente Spero vi sia Davide. piaciuto. Assolutamente sì, stiamo parlando di Diving into Magic ed è una trilogia, tu lo stavi dicendo, hai iniziato nel 2019, nel 2020 non ti sei fermato, No, perché appunto no. assolutamente con Earth, No. e poi adesso quindi mi piaceva farlo vedere anche agli amici che ci stanno seguendo in diretta, Vincenzo, e poi adesso invece facciamo anche qualche passo indietro. Ci sono tanti eventi e lo stavi dicendo prima, c'è l'organizzazione del festino di Santa Rosalia, dove tra l'altro mi sembra che ci sia qualcosa, Davide, Vincenzo, cosa avete fatto? Sì. Cosa avete organizzato insieme? Non mi ricordo se era 2018 o era 2019, quando c'era... Nell'anno in cui Palermo è stata capitale italiana della cultura, io ho gestito la direzione organizzativa del festino, Davide ci ha seguito nella fase proprio che riguarda il suo settore, si è occupato proprio della gestione di Piazza Bologna, ha gestito un po' tutti i rapporti, ma lui stesso te lo potrà raccontare, ed è stato un felice rapporto di questa organizzazione, che fu l'anno in cui Palermo brillava in ogni angolo di questa città, e Palermo era l'anno in cui c'è stata anche Manifesta, dove io ho gestito anche alcune cose su Manifesta, ho gestito tutti i siti della Biennale d'arte mediterranea, d'arte contemporanea. È stata bellissima, è stato un anno meraviglioso. E poi purtroppo è buio, però è stato un anno bellissimo. Con Davide abbiamo collaborato nel 2018. Cioè, Davide, mi piace, forse? Sì, proprio ritorno a quello che è anche un po' il significato di innovazione. Innovazione spesso si pensa che è qualcosa legata a tutto ciò che è, lo dico in gergo, computer, tutto ciò che è tecnologia, ma invece l'innovazione non è solo quella, l'innovazione è in generale. E in quell'occasione proprio del festino del 2018, l'anno in cui Palermo era capitale della cultura, Piazza Bologna, uno dei siti gestiti per il festino, divenne la piazza degli artigiani della cultura. Questo significato alto di tutto l'artigiano della cultura è l'artigiano che crea, e quindi non è soltanto che creare con le mani, ma si crea anche con la mente, si crea da tutti i punti di vista, quindi un artigiano è un musicista come lo è anche un falegname. E la chiusura di questi eventi è stata, sento rientro, ok, è stato anche questo concerto degli artigiani della cultura, che diciamo, in qualche altra occasione faremo vedere il video, che è un concerto che ha visto 15 orchestrali su un palco, abbinati a 10 artigiani veri e propri. C'era un carrozziere con lo sportello della macchina, un gommista con la ruota, il falegname col suo banco, il pizzaiolo, insomma, anche la giornalista con la sua macchina da scrivere, perché chiunque è artigiano. È stata quindi una bellissima esperienza, proprio unire i suoni di artigiani veri a musicisti orchestrali. È stata una bellissima serata, ne porto questo ricordo, e quindi si è anche innovativi nell'andare a creare queste nuove forme, come anche la bellezza del video che abbiamo visto, che già i monumenti già sono esclusivi, hanno l'innovazione dentro, già le bellezze della nostra terra. Ma poi c'è Davide, c'è anche, tra l'altro, a proposito di monumenti, fra le tante cose c'è per esempio non so, una marina di libri, che è una manifestazione che si è svolta all'interno dell'orto botanico. Quindi, come vedete, poi alla fine qualsiasi monumento che possa raccontare la città e quindi anche la Sicilia, perché la verità è che poi all'interno dell'orto botanico di Palermo c'è veramente tanto che racconta anche delle dominazioni, di ciò che noi abbiamo avuto, quindi è un racconto culturale che viene fatto. Ma ancora, Vincenzo, mi piace molto, ma questa è stata sempre anche un po' una tua caratteristica, devo dirti, il fatto di attenzionare anche quello che riguarda, come dire, il recupero sociale, essere impegnati anche socialmente. Tant'è vero che tu hai anche coinvolto la casa di reclusione a Ucciardone per alcune delle manifestazioni, perché questo per te diventa sempre anche questo un punto importante all'interno dell'organizzazione dei tuoi eventi. È vero anche un po' ciò che dici tu e quello che dice anche Davide, cioè l'innovazione non è soltanto un computer con una connessione internet, l'innovazione è anche socializzazione.
Innovazione è una forma di socializzazione che trovi all'interno di strutture che spesso vengono emarginate per problemi chiaramente sociali, per problemi di natura diversa, ma che in questo momento invece esiste una forma di... perché poi comunque esiste. Allora, la cosa che Vediamo, forse è abbiamo perso un importante, attimo Catiusca, è l'audio di quando noi abbiamo... Vincenzo. Sì, la cosa più importante è quando noi abbiamo avuto la possibilità di gestire il carro del Festino Santa Rosalia insieme ai detenuti del Lucertone di Palermo. L'abbiamo fatto su intercessione del maestro Lollo Franco e col Ministero di Giustizia abbiamo creato questo connubio e con l'Accademia di Belle Arti e le nostre maestranze abbiamo lavorato per 6 mesi dentro Lucerdone, proprio dentro la quinta sezione dell'area penale del Lucerdone. Sono stati 6 mesi un po' complessi, ma 6 mesi importanti, di crescita importante, cara Katiuska, perché vivi proprio in città a Lucerdone, quindi non è tutti ci passiamo e fortunatamente nessuno di noi c'è mai entrato, però vivi una realtà che è un villaggio, all'interno c'è tante strutture, tante persone, anche persone che purtroppo stanno scontando delle pene difficili e particolari. Però quella è anche innovazione, perché siamo riusciti a portarli fuori, siamo riusciti ad avere 13 detenuti che il magistrato di sorveglianza mi ha affidato e che abbiamo portato all'Orto Botanico in occasione di una marina di libri, ci hanno seguito nella fase di costruzione del carro, sono stati capaci anche di fare del teatro all'interno del Lucerdone, che poi li abbiamo coinvolti durante il festino. Quindi anche lì, Katiuska, questa è anche innovazione e noi abbiamo sempre Assolutamente un sì. certo senso di emarginazione nei confronti di chi ha sbagliato, ma questo non significa che non ci sia la possibilità di potersi ricredere. Quindi Assolutamente. Senti anche lì Vincenzo, abbiamo... volevo dirti una cosa, prima di Sì, farti l'ultima domanda, ma in realtà è una sì, domanda che condividerò a te e a Davide Morici. sì. Però prima di quest'ultima domanda, ed è l'ultima chiusura della nostra puntata di oggi, perché il tempo come sempre è tiranno, mi piacerebbe leggere qualche messaggio che stanno scrivendo i nostri amici in diretta. Abbiamo Maurizio Tumminia, buongiorno amici. Maurizio fa parte del gruppo Artisti Nostri Amici. Tra l'altro apro e chiudo una parentesi, oggi è proprio il compleanno di Maurizio, quindi da parte di tutto il popolo di Io Compro Siciliano tutto il nostro affetto, auguri, buon compleanno Auguri. Maurizio. Auguri Maurizio. Auguri. Andiamo avanti con i messaggi. Abbiamo il nostro Mauro Todaro, come sempre. Ciao Mauro, il nostro ambasciatore del sorriso nel mondo. Maurizio fa i complimenti, grande Io Compro Siciliano, grazie Maurizio sempre. Abbiamo Salvo Bucchieri, il nostro carissimo amico che ci segue dalla Francia. Buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska, ciao Salvo, ancora buon anno a te. C'è Vincenzo De Luca, ciao Katiuska, buona giornata. Ciao Vincenzo, grazie per essere con noi. C'è Lucia Giannaula, ciao Katiuska, Io Compro Siciliano, sempre ottima forma. Un bacio, sempre grazie Lucia. C'è Lidia Prestana, buongiorno al popolo di Io Compro Siciliano e buon anno. Ciao Lidia, buon anno a te. C'è Giuseppe Di Giorgio, buongiorno da Piazza Armerina, grandi. Ciao Giuseppe, grazie per essere in collegamento. Tra l'altro sapete ormai l'affetto che ci lega a Piazza Armerina, ormai raccontiamo tutti gli eventi, ormai per noi insomma è anche tornare un po' a casa, quindi saluti a tutti i piazzesi che sono in ascolto. C'è la nostra Selina Alcala, sapete che Selina Alcala, lei è francese, è arrivata in Sicilia, è rimasta qua e adesso fa parte anche lei della squadra di Io Compro Siciliano, perché al venerdì insieme a Cristina Ruffino alle 18 segue una rubrica che è legata proprio ai viaggi di Io Compro Siciliano. Bonjour amici, se mi permette Davide aggiungerei che Io Compro Siciliano ha pure questa particolarità di raggruppare in sé tutti i settori di competenze unendoli. Questo è proprio l'innovazione, dice Céline. Ed è proprio vero, e poi lo diceva anche prima Vincenzo un po', la vera innovazione può essere tutti insieme, questo poi fa la differenza. Mauro Todaro dice propulsori di entusiasmo ed opportunità, grazie Mauro, così come naturalmente tutti gli ambasciatori del sorriso. Céline dice quanto splendore in questo video, la cultura in luce, quindi Vincenzo arrivano i complimenti per te. Mauro dice la Sicilia la racconteremo col sorriso, assolutamente sì. Luca
Luca Leonardi, io compro siciliano. Ciao Luca, grazie per essere con noi. Bene, arriva l'ultima domanda e arriva sia per il nostro meraviglioso ospite di oggi che è Vincenzo Montanelli, e arriva per il padrone di casa che è Davide Morici. Beh, stiamo parlando di amicizia, ma soprattutto stiamo parlando di grande professionista quale Vincenzo Montanelli è. Davide Morici, Vincenzo Montanelli. Ma a questo punto la domanda è subito fatta, ma possiamo mica immaginare eventi anche in collaborazione per questo 2021? Rispondo io prima, dico assolutamente sì, con piacere, e non ci siamo messi d'accordo con Vincenzo, ma Vincenzo è un grande professionista e le eccellenze di questa terra sono anche le professionalità. E quindi unirle, noi dobbiamo sfruttare graziosamente, lo dico, le grandi veramente professionalità affinché questa terra possa avere la giusta visibilità e il giusto indotto a livello internazionale. Quindi ben venga una collaborazione con Vincenzo Montanelli. Vincenzo Montanelli? Credo che la risposta sia già nell'accettare il vostro invito. E tu come mi presenti ti porterei sempre con me, perché mi presenti in un modo eccezionale e neppure sempre io presentarmi. È la verità, pura verità. Quindi non sapere neppure io come presentarmi per come mi presenti tu. Assolutamente sì. Davide è cresciuto, lo conosco da tanti anni, è cresciuto e chi come Davide si è inventato, perché Davide si è inventato una cosa che adesso oggi è vincente, anche lui è un'innovazione, il vostro connubio è un'innovazione, questo sicuramente va premiato, quindi che ben venga il mio contributo alle iniziative, alle vostre idee di crescita, purché ci sia sempre il rispetto, la professionalità e la possibilità di creare opportunità per tutti. È una cosa che ci fa sorridere, perché noi facciamo il lavoro che ci piace, diciamocelo tutte e tre. Noi facciamo un lavoro che ci piace, per cui siamo sempre stati sulla cresta dell'onda, non abbiamo mai abbassato lo sguardo, abbiamo le spalle larghe, quindi voglio dire, se ci sono delle opportunità facciamole insieme, quindi assolutamente sì a questa nuova opportunità per il 2021. Ci piace. Senti Vincenzo, noi adesso dobbiamo chiudere la puntata, ti ricordo, mi dispiace. anche a te naturalmente, guardate cosa mi ha scritto il mio regista Paolo Gatto per non farlo dimenticare a nessuno. Questa sera alle 21:30 leggete stasera alle 21:30 Sicily on Air, perché abbiamo il nostro grandioso Vincenzo Canzone che ci farà amare la musica, ce la racconterà. Oggi abbiamo grandi ospiti tra l'altro, quindi tutti collegati. Vi raccomando, naturalmente alle 18 pomeriggio special con la nostra Cristina Ruffino. Vincenzo, adesso, amico mio caro, grazie per aver accettato questa intervista, veramente sono tanto felice, grazie davvero, ma prima di chiudere, caro amico, Davide Morici, io ringrazio come sempre, naturalmente ci vediamo giovedì prossimo per la consueta rubrica del Chiedimi pure, ma non possiamo chiudere questa puntata e questo appuntamento se non nel nostro consueto modo. Davide Morici, Vincenzo Montanelli, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Ok, adesso dovreste ripetere con me, io compro siciliano. Grazie per essere stati con noi. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao Davide. Ciao, presto. Ciao. Grande Katiuska, ciao Davide, grazie. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao, grazie. Sigla.